misterioso ed affascinante. Il centro della Sardegna custodisce da millenni il cuore pulsante dell'isola. Sembra di udirlo il suo battito, spandersi tra le dolci valli e le alture boscose, come a proteggerle, come uno sguardo altero sulle generazioni che di queste terre hanno percorso i sentieri, cedendo inesorabilmente il passo le une alle altre. Incontri e scontri lungo i rivoli delle innumerevoli storie dimenticate e nelle vene della storia tessuta sulle rovine di civiltà che sapevano dei fili che legano l'uomo al cielo e che ancora oggi ci parlano attraverso il mistero delle loro solenni rovine o la memoria delle parole che danno il nome a luoghi e cose. Credenze, religioni, culti, scolpiti nelle memorie dei popoli del Mandrolisai, nei loro canti, nelle storie tramandate insieme alle preghiere, o passati attraverso la luce più gioiosa dei giorni di festa. Tracce di vita che ci spingono con potente energia ad interrogarci sul nostro passato, per capire cosa di quelle epoche remote stiamo portando con noi nel futuro. Le memorie di una comunità non si consumano mai veramente, restano vive sotto la cenere del tempo, riappaiono, improvvise, come scintille nel buio. I sareste sessurzu pretiscu arrivano a noi da quel passato. Carichi di mistero, tornano a vivere non come semplici maschere, ma con la forza di quelle storie tramandate di bocca in bocca, per svelare la profondità dei mille volti di questa terra e dei suoi abitanti, per indurci a continuare a scoprire e raccontare.